Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Nuova edizione di Viaggiare sicuri e informati, aggiornamento di mercoledì 29 marzo 2023. Turkmenistan. In Turkmenistan vige l'obbligo vaccinale contro il Covid-19. È inoltre obbligatorio l'uso delle mascherine presso le strutture sanitarie, anche se tale disposizione viene spesso disattesa. Sono stati ripristinati i voli Turkmenistan Airlines da Ashgabat per Dubai, Mosca, Minsk, Francoforte e Istanbul. Turkish Airlines opera 4 voli settimanali, Istanbul, Ashgabat, Istanbul. Anche Siberian Airlines opera 2 collegamenti settimanali, Mosca, Ashgabat, Mosca. Le misure sanitarie previste all'arrivo nel paese sono state recentemente riviste, in particolare a partire dalla giornata di oggi, 29 marzo. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, all'arrivo in Turkmenistan è richiesta l'esibizione del certificato di vaccinazione contro il Covid-19, oppure idonea documentazione atta a certificare la presenza di anticorpi al Covid-19. I soggetti esenti dalla vaccinazione devono presentare idonea certificazione medica. Non è più richiesta l'effettuazione di un test PCR, test molecolare, entro le 48 ore precedenti l'arrivo in Turkmenistan. È però necessario sottoporsi obbligatoriamente al test PCR da effettuarsi immediatamente all'ingresso nel paese. Senegal. In vista delle possibili manifestazioni annunciate su tutto il territorio del paese a partire da oggi, mercoledì 29 marzo, e fino a lunedì 3 aprile, si raccomanda ai connazionali residenti e visitatori di mantenersi a distanza dai luoghi di assembramento, di osservare prudenza e vigilanza, nonché di tenersi aggiornati sugli organi di informazione locali e sulle reti social. Infine, ultimo aggiornamento riguarda Macao. Dati i frequenti aggiornamenti delle misure anti-Covid, si consiglia di controllare sempre le informazioni riportate nella pagina dedicata Regione Amministrativa Speciale di Macao, al sito www.gcs.gov.mo. È tutto, grazie per l'ascolto, buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati.